Non sono in molti a conoscere i paradisi naturalistici di Valle Vecchia e Bosco Nordio, dove il tempo sembra essersi fermato da millenni. Sono due tenute che si trovano entrambe nella provincia di Venezia e ora potrebbero diventare meta del turismo slow come la Toscana. Vediamo. Una green card per turisti, studenti, famiglie, nonni aprirà le porte di due gioielli naturalistici che ci invidiano in tutta Europa, la tenuta di Valle Vecchia a Caorle e di Bosco Nordio a Chioggia. L'idea è nata a Cacorner, dove stamane la presidente della provincia di Venezia, Francesca Zaccariotto, ha firmato un protocollo d'intesa con Paolo Pizzolato, amministratore unico di Veneto Agricoltura. È gratuita, a parte che per averla costa 5 euro, ma dopodiché tutti i servizi sono gratuiti e quindi si può utilizzare di opportunità che sono ad esempio per i ragazzi poter partecipare a dei laboratori, poter fare delle visite gratuite, poter avere tutta una serie di conoscenze di quello che è il mondo che appartiene a Valle Vecchia e che appartiene a Chioggia, quindi dalla conoscenza degli animali, dalla conoscenza dell'ambiente e fare anche dei veri e propri esperimenti. Gli operatori turistici offriranno a chi ama il turismo slow le card che serviranno a visitare le due tenute, dove ad attenderli ci saranno guide, mostre e anche momenti gastronomici. Dare la possibilità a Valle Vecchia e dare la possibilità a Bosco Nordio che siano seguite, che siano conosciute ancora di più a livello ambientale dai bambini, con questa convenzione dei pensionati, da tutto quello che può essere il territorio della provincia di Venezia, ma soprattutto insegnare anche all'interno di questi piccoli contesti il mondo dell'agroalimentare, il mondo dell'alimentazione in un paese che viene considerato il secondo più importante d'Europa a livello purtroppo di obesità. Per noi logicamente oggi è un motivo d'orgoglio con la provincia di Venezia firmare questo protocollo d'intesa, perché cerchiamo di recuperare un qualcosa che è stato dimenticato, il collegamento al territorio, alle tradizioni, soprattutto da chi un giorno ci deve sostituire: famiglie, bambini, i pensionati che devono assolutamente riscoprire con bassissimi costi quello che hanno sotto casa e che tante volte purtroppo è stato dimenticato anche un po' tante volte dalla politica. Ecco, noi andiamo a ritornare sul territorio e alla provincia di Venezia quello che è di loro proprietà. Valle Vecchia, estesa 900 ettari, è una terra dove la Regione Veneto sperimenta sui cereali tecniche di colture che richiedano meno acqua e meno energia possibile. Nella tenuta di Caorle è stato provato con successo l'olio di colza come combustibile utile per l'agricoltura e se non è stato ancora adottato è a causa della legge sull'accise. Bosco Nordio invece ospita nei suoi 190 ettari un regno animale e vegetale incontaminato da millenni. Si tratta insomma di due oasi naturalistiche che i veneziani conoscono ancora troppo poco.